Buon pomeriggio, ben collegati dal campo comunale di Mattarello a Trento, dove a breve alle 14:30 prenderà il via la partita della Serie C femminile Girone B, Trento Calcio Femminile contro Cortefranca. L'attacco è affidato alla coppia gol Picchi-Scarpellini che in questo campionato di Serie C hanno già segnato la bellezza di 26 gol complessivi, un attacco assolutamente temibile. Vediamo ora come riuscirà a contenerlo il Trento Calcio Femminile. Arbitrerà la sfida il signor Bellò da Castelfranco Veneto. I suoi assistenti sono Rusu e Mozzellini di Trento. Poli, Tonelli e Battaglioli a disposizione di mister. E allora giù il gettone, si parte. Trento Calcio Femminile contro Cortefranca, il big match del girone B di Serie C che ora ha inizio con il primo pallone manovrato dalla squadra di casa. Misto, zona uomo. Che spiove sul secondo palo, Linda Bellissimo! al volo! Miracolo di Ferrari, palla che resta lì, attenzione! E poi il direttore di gara ravvisa un fallo ai danni di Valvassori. In compenso sul secondo palo Linda Tonelli si era dovrebbe essere Valesi a incaricarsi della battuta. Parte col destro, traversa, pallone che resta lì! E ora Picchi, ancora Valzolger, miracolo, blinda il risultato. Valzolger, grande parata sulla respinta di Picchi, ma forse aveva toccato anche il pallone in precedenza sul calcio di punizione del... Azioni individuali. Attenzione al corner però per il Trento Calcio Femminile, che tenta ancora lo schema a liberare Poli, calcia forte Poli, non riesce però a trovare lo specchio della porta. Immagino che una conclusione. Rosa che era entrata anche nella scorsa partita contro il Padova. Eccola. Attenzione perché ora recupera il pallone, sterzata interessantissima e poi tiro col sinistro che finisce di poco alto, ha sfiorato l'incrocio il tiro di Rosa, si era liberata benissimo, poi la conclusione col mancino non ha trovato lo specchio. Ora si appoggia da Valvassori, è 3 contro 2 per il Trento che esce almeno parzialmente dalla situazione. Rossa ancora al centro per Picchi che si gira, la spara alle stelle. Aveva contenuta comunque bene Tonelli. Certo è che vediamo se anche Muraro è dotata di grande tiro per dimostrarlo in questo calcio di punizione. Parte Muraro direttamente in porta, arriva però debolmente la sua conclusione tra le braccia di Valzolger. Il recupero sembra scaduto, dovrebbero esserne passati 6, tanto che Sì. il direttore di gara Bellò mette fine alle ostilità, finisce 0-0 tra Trento Calcio Femminile e Cortefranca. Una partita equilibrata, intensa, che però non ha visto prevalere nessuno. Sì, è una partita molto equilibrata da entrambe le parti e un plauso comunque alle giocatrici del Trento per aver tenuto il campo tutti i 95 minuti e ovviamente complimenti anche al Cortefranca. Direi che comunque il mister Spagnoli deve essere contento per la prestazione delle ragazze che hanno dimostrato determinazione durante tutta la partita.